Anche a fischiare, oh, non me la mise. Questo, mamma mia, partita noiosa, mamma mia, e che partita hanno fatto? Mamma mia, di me non ci si, un po' di tempo possiamo fare dormire, oggi perso 10 minuti, un po' lì a dormire. Vabbè, con il telefono in mano a fare la partita, però vabbè. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato. Batman Napoletano, come stai? Voglio? Come state? Voglio? Spero tutto bene. Prima di incominciare il video vi ricordo di lasciare like e di commentare, che fate contento al sottoscritto e facciamo contento anche all'algoritmo favorito. Ma vabbè. Allora, voglio, in questo video andiamo a fare il post partita di Torino-Inter, finita per 2-2, e Milan-Juventus. Partiamo da quella là che si è appena terminata. Milan-Juventus finita per 0-0, non è successo praticamente niente, non è successo niente. Cioè, diciamocelo, non è successo proprio niente. A parte quella traversa presa dal Milan e quel gol annullato al 36esimo, al 61esimo, non mi ricordo, di Kefren Turam e basta. È successo solo che si andava partita, da sta partita. Però vabbè, sì, era abbastanza prevedibile che non c'era una partita abbastanza noiosa, anche se una vittoria della Juventus in questo caso sarebbe pure andata bene a scopo della classifica, per poi non prendere tanti punti, non perdere tanti punti per il secondo posto. No, vabbè. Poi secondo, terzo posto, quarto non cagni niente, secondo, terzo, quarto non cagni proprio niente, cagna solo se il format della Supercoppa Italia non cambia, cioè quella là che prima, seconda vanno in semifinale, cioè vanno in Supercoppa, poi chi vince la Coppa Italia e la Supercoppa l'anno scorso, ma vabbè. Vai giù. Cioè, è successo, no, non è successo proprio niente, vai giù. Ah, questo è anche, ve lo ripeto, non è successo niente. Ho già ripetuto che non è successo niente. Vabbè. Ma già da qualche anno, da 2, 3, 4 anni a questa parte, forse sto pure esagerando, che non succede niente in questo Milan Juve. Cioè, non succede mai niente. Pure nella partita di andata in Juve e Milan, non mi ricordo precisamente che partita fecero le due squadre, però mi ricordo che era una partita un po' simile a questa. Poi passiamo a una partita ricca di gol, 4 gol in totale. Torino Inter finita 4-4, che rimanda la festa scudetto dell'Inter alla settimana prossima, che al 99,9% potrebbe vincere lo scudetto. Napoli consegnerà quello che ha scusate, potrebbe consegnare quello che ha in petto, che ha avuto in petto quest'anno, non lo potrebbe consegnare al petto dell'Inter, potrebbe lasciare far festa a Chivu, alla squadra di Chivu, ma vabbè, parliamo della partita. Inter che si fa rimontare di 2 gol di Ciolito, tra l'altro si è mangiato pure il secondo gol, e se faceva quel gol più il gol di Vlasic sul rigore, se non sbaglio, poteva pure perdere l'Inter, però ovviamente la fortuna tutta non Napoli, sia con le partite del Napoli, sia le partite che non riguardano direttamente il Napoli, hanno una fortuna esagerata, quindi rendiamoci conto.
Un Torino che ha fatto un ottimo secondo tempo rispetto a un Inter che si è lasciata rimontare, tra virgolette, di gol, di gol. Bene, vai giù. Io non ho nient'altro da dire, ma cuccate con un suono e pazzi. Ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao, vai giù.